321. Va bene? Dai, Vabbè, dai. insomma, Siusi turismo, sì, va bene. Siusi Patrizio News, vabbè. Siusi e turismo, news, Patrizio. Fammi vabbè. partire perché questo è urgente. Vai. Perché o ne prendono atto subito oppure da lunedì prossimo, dal 14 luglio fino a sabato 19, Sì. a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, c'è il Sicily Ambiente Film Festival. È un evento internazionale. Cominciano i festival di Sì, cinema, quindi dai, dappertutto. Cinema E questo è indipendente. importante. Allora, quest'anno i temi sono ambiente, diritti umani, conflitti, trasformazioni. Ci saranno 2 sale attive tutte le sere, masterclass per gli addetti ai lavori, presentazioni di libri, aperitivi, concerti, dibattiti, incontri con i registi, anche escursioni alla scoperta del territorio. Benissimo. Ecco. E poi Davide Shorty, un cantautore, rapper e testimonial di Amnesty International, apre il festival appunto con il suo concerto. E quindi abbiamo, si discute di tutti i nostri problemi. Sì, in un bellissimo posto. Però in un bellissimo posto, meno male. Va bene, Vai. Allora, Cinema Viterbo. Sempre cinema, certo. È un altro posto molto bello, Viterbo, ci sono andata ultimamente anche perché abbiamo raccontato tante cose di quella zona, quindi che vedrete. Allora, e quindi si chiama appunto Tuscia Film Festival, no? Certamente. Da stasera al 18 luglio, 8 giorni di proiezioni, incontri al cospetto del Palazzo dei Papi. Questo l'hai scritto te, cosa vuol dire al cospetto? Lì davanti al Palazzo dei Papi. Davanti al Palazzo dei Papi. Al cospetto, il Palazzo dei Papi. Ecco, al cospetto, Dio mio. In Piazza San Lorenzo a Viterbo. Questo è il fatto. C'è di tutto, da venerdì incominciano tutte queste proiezioni di film e poi ci saranno ospiti, attori, registi fino alla sera di chiusura del 18 che sarà dedicata a Fuori, ultima opera di Mario Martone. E poi sabato 19 luglio alle ore 21 nel giardino dell'ex chiesa di Santa Croce il concerto al Cinema Italia con composizioni di Ennio Morricone che sono sempre bellissimi. Quindi dai, andate a Viterbo. Tuscania questo, ma comunque vabbè. Dai, da stasera al 18 luglio, avete capito? Tuscia Film Festival. Bravi. Dove sarete in questi giorni? Non è che siete per caso dalle parti di Assisi? Ah, che bello! Sono un sacco di cose ad Assisi. Sì, potreste bello perché è proprio il momento giusto di andare ad Assisi, di andare lì a meditare un attimo, a pensare a San Francesco. Esatto, potete fare delle camminate notturne, delle escursioni, abbinate magari allo yoga. No, prendiamo questo perché Assisi lancia alla scoperta del Monte Subasio. C'è un programma ricchissimo, 25 escursioni gratuite da adesso fino a ottobre. Come dire, un'iniziativa di turismo esperienziale, experience, come si dice adesso. Prodotti tipici, osservazione delle stelle, musica, c'è tutto. Ma che bello! Il 17 agosto, lo segnalo, c'è una camminata con la visita all'antica abbazia di San Benedetto, eccetera, eccetera. Comunque, no, insomma, dai. Per il programma visitate il sito del comune di Assisi. Ecco, perché ci vuole? Perché proprio ci vuole questa rallentamento, questa meditazione. Rallentiamo anche noi un attimo e parliamo. Dai, rallentiamo. No, però. Vai con l'altra notizia. No, è il filmato, no? Sì. Allora il filmato di Orbetello, le mura di Orbetello. Rallentiamo un attimo e capiamo che cosa abbiamo sotto i piedi che non ce ne accorgiamo neanche. Allora c'è un porto nascosto, un ipotetico porto nascosto dell'antichità che era appunto Orbetello, chiuso fra questi due tomboli di cui uno probabilmente artificiale. E noi l'abbiamo chiuso perché abbiamo fatto un ponte, non possiamo più passare con le barche grandi, ma quella era Orbetello. E allora fai vedere il filmato di quando sei andata a Orbetello. Era quello che volevo fare. Ecco, vai col filmato. Sono sugli spalti delle mura poligonali che circondavano Orbetello. Mura che non si riescono a datare e che non si riescono neanche a valutare per la loro profondità.
La parte che noi vediamo è una piccola parte del resto che in questo momento è sommerso. Almeno 7 metri di mura circondavano Orbetello, questa penisola che si protende dentro la laguna e che a sua volta è circondata dal mare. Un grande porto protetto dal Tirreno, protetto dall'Argentario, protetto da 2 lembi di terra che ne facevano un luogo assolutamente imprendibile. Le mura di Orbetello sono l'unico esempio di mura poligonali sull'acqua. Ma cos'era mai Orbetello? È veramente un luogo particolare costruito da qualcuno che sapeva di mare e amava il mare e viveva sul mare. Qui c'è puzza di pelaggi, qui c'è puzza di popoli del mare. Quello che si può dire con certezza è che verso la fine degli anni '80 fu eseguita una trivellazione sul perimetro delle mura di Orbetello e si riuscì ad arrivare a 5 metri sotto il livello della laguna. Quindi questo significa che perlomeno ci sono 7 metri appurati. Ogni singola pietra, ogni singolo monolite è lavorato, ogni angolo è creato ad hoc e si incastra perfettamente l'uno con l'altro. E se li studiamo attentamente si possono vedere degli archi in realtà all'interno di queste mura, quindi degli archi che riescono a resistere tranquillamente anche se venisse meno un monolite. Sono anche mura antisismiche. Questa è veramente una delle opere più antiche di opera poligonale in Italia. Questa è la porta, vedi? In pratica c'era il porticciolo che entrava dentro, vedi? Bello, pensa a te. Sono proprio ciclopiche comunque, come dire. Ecco l'arco che dice Giuseppe, vedi? Incredibile Orbetello. Arrivandoci via terra con tutto sto cemento, con tutto questo asfalto, no? Non riesci a vedere la bellezza di quello che poteva essere un posto come questo, che sicuramente era pensato tutto per mare, quindi ci saranno stati canali, barche, tutto si svolgeva in quel modo lì. Doveva essere della bellezza. Interessante. E altrettanto interessante è il filmato che potrete trovare appunto sul nostro sito, eccetera, Italia Slow Tour. Italia Slow Tour, si usi tutto sulla Valmivola. La Valmivola è nelle Marche ed è appunto una zona che sta fra 2 fiumi dove ci sono castelli, luoghi da pace incredibile, tutto questo dietro Senigallia, no? E quindi andate al mare a Senigallia, poi andate a vedere la Valmivola, dove ci sono paesi stupendi che io vi racconto e soprattutto c'è anche un sito archeologico estremamente interessante dove c'erano i Galli Senoni che sono stati battuti dai Romani, ma alla fine ecco ci sono tante cose che sono rimaste e è possibile andare a vedere anche un anfiteatro incredibile. Anche i reggiseni dei Galli Senoni. Scusa, non lo dico più, però torno indietro. Ma andiamo avanti. Allora, sì, lo so, questa era pessima. Allora, dai, dico niente. Da oggi al 20 luglio sul lago di Como, sì. Ecco, c'è il Lacmus Festival, un festival che unisce musica, arte e paesaggio tra le rive delle ville storiche del lago di Como. Dai, andate lì, è fresco anche, si sta bene. Tema di quest'anno, giochi d'acqua, un omaggio ai 150 anni dalla nascita di Ravel. Pensa a te, con uno spazio dedicato anche a Luciano Berio, quindi Ravel ma anche Luciano Berio, musica nel centenario della nascita di Berio. Esatto, sì. Quindi programma 14 appuntamenti alla Villa del Balbinello. Villa Carlotta, Barbianello, ma tanto Barbianello, sì, Villa Carlotta e il Grand Hotel Tramezzo e la Bastia sarebbe di San Tremezzo, ma lo trovano lo stesso. La Bastia di San Benedetto e il Castello Durini, va bene? Durini è giusto. E il santuario della Beata Vergine del Soccorso, sito UNESCO. Sì. Non è che devi metterti gli occhiali, comunque no, andiamo avanti. Allora, scusate, c'è caldo, è estate, vorremmo rinfrescarvi la memoria. Sì, rinfrescate. Perché sul nostro sito italiaslowtour.it e .com, sì, che sarebbe quello in inglese, trovate un sacco di sconti e di convenzioni per viaggiare. Ma ci andate? Dai, chi vanno adesso, glielo dico. No, cioè non solo turisti per caso, ma Italia Slow Tour, per parlare dell'Italia, hai capito? Sì. Proprio sotto casa. Sì, e avete una serie di convenzioni. Ci sono
migliaia di filmati, di racconti, c'è di tutto. E avete anche degli sconti, vai. Posso? Vai. Oh. Allora, Europe Car per noleggiare un'auto o un furgone Hai capito? con 15% di sconto. Eh. Best Western alberghi col alberghi. 10% di sconto. Eh. Sicily by Car, Eh. noleggio anche di auto elettriche col 5% di no, sconto. col 15% Quel di 15% sconto. di sì. sconto. Globe Sailor per noleggiare delle barche col 5% di sconto. Ma guarda te. Vintage Tour che noleggia Vespe, Lambrette, auto d'epoca Ma a dai. Pienza vicino a Siena. Ma siamo Sempre esagerati. 10% di sconto se accedete attraverso il portale Italia Slow Tour. Insomma, dai. Ma soprattutto, prima di partire, bisogna assicurarsi. Columbus Assicurazioni. Per chi accede dai portali Italia Slow Tour o Turisti per Caso c'è uno sconto del 10% e per chi si assicura tra luglio e agosto non si paga la franchigia, Sì, la famosa in caso di franchigia. sinistro. Vabbè, insomma, Dai. avete capito? Dai, alla prossima. Cioè, non avete che da andare sul nostro sito Bravi. italiaslowtour.it.com. Ciao!